Buonasera alle principali notizie. A Palermo il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha accolto il ricorso della italo-belga. La spiaggia di Mondello resta la società per tutta la stagione balneare fino al 30 di settembre. A Niscemi visita a sorpresa della Premier Meloni che annuncia 150 milioni di euro per mettere in sicurezza il territorio e indennizzare le famiglie rimaste senza casa. Tra gli sfollati intanto cresce la diffidenza, chiedono risarcimenti certi e tempi rapidi. Presentati i progetti esecutivi per i 2 termovalorizzatori di Palermo e Catania. Il presidente Schifani, fine lavori nel 2028. Sumud flottiglia, ore di attesa e apprensione per i familiari dei 27 attivisti di ritorno in Italia, fra loro anche il catanese Alessio Catanzaro. A Catania il Castello Ursino senza regole, la piazza resta ostaggio della malavita e i residenti chiedono più controlli. A San Vito Lo Capo tutti col naso all'insù per vedere il Festival degli aquiloni che colorano il cielo, volano draghi giganteschi, fenicotteri e creature che sembrano uscite da un sogno. Calcio, il Catania centra la qualificazione alla semifinale, il prossimo avversario dei rossazzurri sulla strada per la promozione in B è l'Ascoli, gara d'andata domenica nelle Marche, ritorno mercoledì al Massimino. Il Palermo batte 2-0 il Catanzaro al Barbera, ma non basta, decisivo il 3-0 dell'andata che regala ai calabresi la finale per la promozione in Serie A. Eccoci, buonasera. E dunque a Palermo il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha accolto il ricorso della italo-belga. Da qualche giorno si attendeva questa decisione. La spiaggia di Mondello dunque resterà alla società per tutta la stagione balneare fino al 30 di settembre. Manlio Viola. La spiaggia di Mondello resta alla italo-belga. L'estate 2026 è salva, forse non come se lo aspettava la regione, ma sia il turismo che i bagni dei palermitani sono salvi. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Sicilia ha accolto il ricorso della Mondello Immobiliare italo-belga contro il provvedimento della regione siciliana che le aveva revocato la concessione dopo 116 anni. Riformando la sentenza del TAR, il CGA ha confermato quanto già accennato con il provvedimento cautelare del presidente De Francisco del 25 aprile scorso, confermato dallo stesso Presidente il 30 aprile successivo, in risposta all'anomala lettera dell'Avvocatura dello Stato. Di fatto il provvedimento di decadenza è sospeso fino al 30 di settembre, salvando per intero la stagione balneare. Dopo si potrà procedere all'approvazione del piano di utilizzo del demanio marittimo e alla nuova gara prevista dalla normativa europea. Ma per il momento la italo-belga, già da domattina, può iniziare a montare lo stabilimento balneare in vista dell'apertura ufficiale della stagione, che sarebbe già dovuta esserci e che ci sarà anche se in ritardo. E a proposito della decisione del CGA c'è la risposta della regione siciliana. Ci rimettiamo alla decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa sulla questione Mondello. Lo dice l'assessore al territorio e ambiente Giusi Savarino, che aggiunge: la nostra azione era avviata per liberare la spiaggia dalle irregolarità e dalle ombre mafiose evidenziate dalla prefettura. Attendiamo settembre per il giudizio di merito. Adesso a Niscemi, dove oggi c'è stata una visita a sorpresa della Premier Meloni che annuncia 150 milioni di euro per mettere in sicurezza il territorio e indennizzare le famiglie rimaste senza casa. Ma tra gli sfollati cresce la diffidenza, chiedono risarcimenti certi e tempi rapidi. Geritalia. 150 milioni di euro per Niscemi e l'impegno annunciato dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, arrivata a sorpresa nel comune nisseno per un vertice operativo sulla frana del 25 gennaio scorso. Al municipio, insieme al capo della Protezione Civile Fabio Ciciliano, il punto sugli interventi e sulle risorse previste dal decreto approvato a febbraio. Domani portiamo in Consiglio dei Ministri 2 diversi programmi, uno sulla messa in sicurezza del territorio e sulle opere infrastrutturali fondamentali, quindi il ripristino delle infrastrutture anche e soprattutto viarie, e un altro per quello che riguarda tanto gli indennizi delle famiglie che hanno perso la casa secondo una serie di criteri e anche tutto il tema delle demolizioni che sono necessarie. Ma fuori dal palazzo istituzionale resta aperto il fronte dell'attesa. Solo una settimana fa gli sfollati sono scesi
in piazza con il comitato Evento Franoso. Famiglie, commercianti, attività danneggiate. La richiesta è netta, non semplici contributi ma risarcimenti pieni. Nel mirino il sistema degli indennizi e il confronto difficile con la struttura commissariale. Prima di lasciare Niscemi, la Meloni ha incontrato proprio una delegazione di cittadini colpiti dall'emergenza. Un confronto segnato dalla sfiducia verso lo Stato, maturata anche sulle ferite ancora aperte dalle emergenze passate. Capisco, un certo scetticismo nei confronti delle istituzioni, nei confronti dello Stato centrale e mi piacerebbe raccontare una storia diversa. Stiamo cercando di dimostrare che in meno di 4 mesi stavolta abbiamo fatto quello che in altri tempi non è stato fatto in più di 7 anni. Intanto, tra annunci, decreti e contestazioni, a Niscemi la vera sfida adesso è trasformare le promesse in cantieri, indennizi e risposte concrete per chi dalla frana aspetta ancora di tornare a una normalità possibile. A Palermo presentati oggi i progetti esecutivi per i 2 termovalorizzatori in Sicilia, lo sapete, uno a Palermo e uno a Catania. Il presidente della regione Schifani ha illustrato il percorso che ha superato metà strada. Sentiamo Maglio Viola. Emissioni tra le più basse in Europa, produzione di energia per 174.000 famiglie, risparmi per 100 milioni di euro l'anno sulla Tari. Sono i vantaggi previsti dalla realizzazione dei termovalorizzatori, il cui progetto definitivo è stato presentato oggi a Palermo. I 2 impianti saranno l'elemento finale del piano regionale dei rifiuti, che prevede fra l'altro 9 impianti di selezione, recupero e raffinazione, 7 piattaforme per la raccolta differenziata, 2 per il trattamento dei pannolini, 4 discariche e 2 biodigestori. L'obiettivo è portare la Sicilia al 65% di differenziata e ridurre al 10% il conferimento in discarica. Siamo partiti senza piano rifiuti, oggi abbiamo il piano rifiuti approvato, i termovalorizzatori, i progetti oggi sono stati presentati, saranno poi autorizzati dalle procedure e poi inizieranno i lavori. Il cronoprogramma prevede un inizio ai lavori primavera del 2027 fino ai lavori dicembre 2028. Certo, il mio desiderio, la mia determinazione, il mio auspicio è quello di inaugurarli. I 2 impianti non avranno impatto visivo. A Palermo le facciate saranno realizzate in corten, materiale che riprende i colori della roccia siciliana, e il tetto sarà percorribile. A Catania l'impianto diventa un parco urbano pubblico, ridisegnando il quartiere con verde pensile, specchi d'acqua e un centro visitatori. Il costo complessivo dei 2 impianti è di 881 milioni di euro a base d'asta. Dopo la conclusione dell'iter autorizzativo partirà la gara. La consegna dei lavori ultimati è prevista entro la fine del 2028. A Milano 2 sorelle che sono originarie di Agrigento sono state investite mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali da un uomo ubriaco e sotto effetto di cocaina che è scappato senza prestare i soccorsi. L'uomo è stato arrestato per omicidio stradale. Una delle 2 sorelle, Alfonsa Curiale, pensionata, molto conosciuta nel suo paese d'origine in Sicilia, dove per anni aveva diretto la biblioteca comunale, è morta. La donna si trovava a Milano proprio per assistere la sorella che stava male e che è rimasta anche lei ferita nell'incidente e adesso ricoverata in condizioni gravissime. E andiamo avanti con il nostro telegiornale, perché ci sono nuovi sviluppi nell'inchiesta sulla rete che ha protetto la latitanza di Matteo Messina Denaro. Indagate le sorelle Giovanna e Bice Messina Denaro e anche perquisizioni a Campobello di Mazara nello studio di un'avvocatessa legata al boss. Roberta Lunghi. Nuovo sviluppo nell'inchiesta della DDA di Palermo sulla rete di protezione della latitanza di Matteo Messina Denaro. Carabinieri e polizia hanno perquisito casa e studio di un'avvocatessa di Campobello di Mazara, oggi deceduta, che in passato aveva assistito il boss e alcuni presunti favoreggiatori. Il figlio, che ha ereditato lo studio, non è indagato. L'indagine riguarda anche i familiari del capomafia. Le sorelle Giovanna e Bice Messina Denaro sono accusate di avere aiutato il fratello a sfuggire alla cattura. La procura ne aveva chiesto l'arresto anche per associazione mafiosa, ma il giudice ha escluso misure cautelari dopo la morte del boss. I PM hanno presentato appello. Resta detenuta la sorella Rosalia Messina Denaro, che aveva ricevuto una condanna a 14 anni e mezzo per mafia, così come il fratello maggiore Salvatore. Ancora in carcere invece Francesco Guttadauro, figlio di Rosalia. Detenuto anche Gaspare Como, condannato in appello a 22 anni per mafia. La Cassazione ha disposto un nuovo processo di secondo grado per la rideterminazione della pena.
Andiamo da Agrigento. Dopo la lunga scia di intimidazioni, l'ultimo con un manifesto funebre al cimitero, Pino Spinelli, che è sindaco di Calamonaci, comune appunto dell'Agrigentino, rompe il silenzio per confermare la sua volontà di portare a termine il suo mandato. Sentiamo Davide Sardo. Rompe il silenzio il sindaco di Calamonaci Pino Spinelli dopo una lunga scia di intimidazioni, 6 in totale da quando è in carica, l'ultima delle quali particolarmente inquietante, con un manifesto funebre affisso nel cimitero del paese che riportava foto e dati personali del primo cittadino. Un episodio che ha scosso profondamente la comunità agrigentina. Negli ultimi mesi il fenomeno delle minacce agli amministratori locali continua a crescere e Spinelli è tra i casi più esposti. Parliamo di un manifesto funebre, devo dire che è un po', non dico scosso, ma veramente mi fa riflettere tanto alla cattiveria, alla frustrazione, fuori luogo perché a oggi non mi spiego i motivi. Dopo l'escalation, il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ha disposto per il sindaco una sorveglianza rafforzata con pattugliamenti frequenti delle forze dell'ordine e tutela ravvicinata nei pressi della sua abitazione e del luogo di lavoro. Non me lo so spiegare perché dico, dal punto di vista lavori pubblici tutto le faccio con dei circuiti nazionali, quindi conosco le imprese quando già quasi finiscono i lavori. Dal punto di vista sociale sono disponibile a 360 gradi, non ho detto mai a nessuno di no e ricevo a tutte le problematiche discusse e portate avanti senza problemi. Gli altri, secondo me, qualcuno che, ripeto, e non finirò mai a stancarmi, che avrà problemi sicuramente psicologici. Nonostante il clima di tensione, il primo cittadino conferma la volontà di proseguire l'attività amministrativa e i cantieri già avviati sul territorio. Una scelta di continuità, dunque, nonostante paura e pressione. A Catania la polizia, impegnata nel contrasto del gioco illegale, ha scoperto un sistema illecito di raccolta delle scommesse sportive gestito da un catanese in un locale nel quartiere di Picanello. Disposta la chiusura del centro abusivo di scommesse, denunciato il gestore. L'allarme del sindacato di polizia rispetto alla circolazione di armi da guerra nelle mani della criminalità organizzata. L'età media nelle questure siciliane è sopra i 50 anni, serve organico adeguato, dicono appunto i poliziotti. Lorena Dolci. Sapere che in giro circolano armi potentissime come Kalashnikov, che sono delle armi che hanno un forte impatto anche con i mezzi blindati. Pensate alle forze dell'ordine che ogni giorno sono sul territorio, con quale stato d'animo rendono servizio nelle strade della nostra Sicilia, comunque in tutta Italia. Forze dell'ordine sempre più preoccupate rispetto alla circolazione di armi da guerra, usate o ostentate con facilità, un arsenale micidiale e potente. Armi pesanti sono state registrate in tutta la Sicilia, non solo Palermo, non solo Catania, quindi significa che la criminalità organizzata ha nella sua disponibilità armi da guerra pericolosissime, quindi è ovvio che per contrastare il fenomeno della criminalità organizzata servano risorse da investire nella nostra regione. Un fenomeno che, secondo il sindacato di polizia, viene sottovalutato. Per fronteggiarlo serve un organico adeguato. Su una media di 300 persone nell'ambito di 9 province che sono andate via, con un numero diversificato tra delle varie città, non abbiamo neanche ripianato gli organici. E tra l'altro la Sicilia ha delle questure dove l'età media del poliziotto supera abbondantemente i 50 anni. Ci occupiamo della Sumund Flottiglia, hanno raggiunto la Turchia per poi tornare in Italia i 27 volontari italiani fermati da Israele durante la missione umanitaria. Tra loro c'è anche il ricercatore catanese Alessio Catanzaro. Emanuela Corsi. Tutti i partecipanti alla flottiglia sono in corso di trasferimento dal carcere duro di Keziota all'aeroporto di Eilat per l'imbarco verso la Turchia. A comunicarlo è la stessa Farnesina, dopo ore di apprensione e attesa per le sorti dei 27 italiani detenuti in Israele, tra cui il giovane ricercatore catanese Alessio Catanzaro. Da lunedì, quando la Marina Militare ha abbordato le imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia, si sono interrotti tutti i contatti con i familiari. Aspettiamo Alessio, aspettiamo il suo rapido ritorno in buona salute
salute e con la dignità che deve essere riconosciuta a tutti i detenuti, scrive il rettore della scuola di Lucca, dove il giovane svolge il dottorato in fisica. A fare crescere la preoccupazione nelle ultime ore il video che mostra Ben-Gvir che deride gli attivisti, bendati, ammanettati, costretti a stare in ginocchio e con il viso a terra. Immagini scioccanti, diffuse dallo stesso ministro israeliano, che hanno ottenuto la condanna unanime da parte del mondo. Dal Papa arriva il monito: nessuno Stato è umano se misura il successo sul potere. Intanto questa mattina sono atterrati all'aeroporto Leonardo da Vinci su un volo da Atene i primi 2 italiani. Si tratta del giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani e del deputato pentastellato Dario Carotenuto. Quest'ultimo, appena arrivato a Fiumicino, ha raccontato: ci pestavano e ci dicevano "Welcome to Israel". È tutto orribile. Ci hanno picchiato selvaggiamente 3 energumeni. Carotenuto ha raccontato inoltre che uno degli attivisti è stato portato in infermeria con probabili lesioni interne. C'erano persone bendate, alcune con fratture e traumi cranici, episodi di violenza sessuale, anziani torturati. Erano con i mitra spianati contro di noi, avevamo le mani alzate. Sono stati forse i secondi più lunghi della mia vita. Poi ci hanno preso per il collo e diviso. Da quel momento non so più niente dei miei compagni. I carabinieri di Catania hanno arrestato un corriere della droga residente in provincia di Agrigento per detenzione e dispaccio di sostanza stupefacente. A bordo della sua vettura, lo vedete nelle immagini, sul quale viaggiava l'uomo, sotto il sedile anteriore del veicolo erano nascosti 2 panetti di cocaina per un peso complessivo di oltre 2 chili. Ci fermiamo una breve pausa, poi a Catania, piazza del Castellursino che è in mano alla malavita, i residenti chiedono più controlli. A Catania, piazza Castel Federico II di Svevia, quindi il Castello Ursino, è in mano alla malavita e non ci sono regole, tant'è che i commercianti e anche i residenti chiedono più controlli. Tonino De Mana. Ci sono tanti craccati che per 5 euro, per 10 euro fanno danni, rompono le macchine, fanno troppo danni. È il grido d'allarme di uno dei tanti catanesi che frequentano piazza Federico II di Svevia, una zona che di turistico ha ben poco, a giudicare dalle cartoline poco edificanti che vi mostriamo. L'isola pedonale ha desertificato il perimetro del Castello Ursino, dove balza all'occhio il senso di abbandono, con erbacce che invadono le aiuole e sporcizie di ogni tipo, che si nota anche nel fossato del castello, oggetto di interventi di riqualificazione che dovrebbero essere ultimati a settembre. Intanto c'è chi bivacca o dorme, chi si droga nelle scale delle vicine abitazioni, chi importuna, chi si prostituisce, a volte per comprarsi una dose di crack, senza contare aggressioni o scippi. Un filmato che mi ha colpito è 2 ragazzi in un motorino, su un motorino, che scappano dopo che hanno fatto uno scippo a una turista. Anche per il Castello Ursino non mancano i paradossi. Sentite questo commerciante. Arrivano le forze dell'ordine qua a chiederci registrazioni a noi personalmente delle nostre telecamere che puntano sui nostri locali, sulle nostre porte. Le forze dell'ordine vengono da lei per far cosa? Perché ci richiedono le registrazioni dei reati che ormai quotidianamente accadono. Residenti, commercianti e titolari di B&B invocano controlli e sicurezza. Ci vuole un camper fisso 24 su 24. Io non vorrei che il Castello Ursino diventi una Librino 2.0, completamente dimenticata, completamente abbandonata. Auspico che possiamo essere in qualche modo monitorati, controllati, ecco, sentirci protetti. Un presidio fisso di polizia, specie nella movida, potrebbe essere la soluzione. A San Vito Lo Capo è tornato il Festival degli Aquiloni, volano draghi giganteschi, meduse colorate, fenicotteri improbabili e creature che sembrano uscite da un sogno. Sentiamo Laura Spanò. Il Festival internazionale degli Aquiloni torna a colorare il cielo della Sicilia con la 16ª edizione, trasformando ancora una volta il borgo marinaro di San Vito Lo Capo in un grande teatro a cielo aperto dove emozioni, arte, musica e poesia si incontrano guidate dal vento. Ieri l'apertura ufficiale con una parata che ha attraversato il paese, poi in spiaggia finalmente con gli aquiloni che già svettavano in cielo. Fino al 24 maggio aquilonisti provenienti da diverse parti d'Italia daranno vita a un evento capace di unire generazioni
ispirazioni, cultura e linguaggi attraverso uno dei simboli più universali della libertà, l'aquilone. Tra le novità di questa 16ª edizione la partecipazione per la prima volta degli aquilonisti Mauro Fratoni e Massimo Dallaglio. Il Festival degli Aquiloni rimane una festa per le famiglie, i bambini, gli appassionati e per tutti coloro che desiderano lasciarsi sorprendere dalla magia di centinaia di colori sospesi tra cielo e mare, ma sarà anche un momento di riflessione e di memoria. Sabato 23 maggio alle 17:58, in occasione del 34° anniversario della strage di Capaci, sul campo volo si terrà una cerimonia commemorativa con il lancio di aquiloni bianchi e letture dedicate a Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e agli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. Breve pausa, poi la pagina dello sport con il calcio. Il Catania centra la qualificazione alla semifinale, mentre invece non va bene per il Palermo che esce fuori dai play-off. Eccoci al calcio, il Catania dopo il passaggio del turno ricco di emozioni con il Lecco già prepara la partita con l'Ascoli. Domenica con inizio alle 20 il match d'andata allo stadio del Duca, confermato il divieto di trasferta per i tifosi rossoazzurri. Marco Carli. 6 gol, tante emozioni, qualche paura. Il passaggio del turno con il Lecco per il Catania è stato un turbine. 96 minuti, compreso il recupero, di sensazioni vive e contrastanti che ora vanno messe alle spalle. Il Catania ha ottenuto quello che voleva, hanno la meglio le note positive. Il risultato, l'avvio aggressivo, la capacità di reagire, alcuni scampoli di bel gioco. Su quelle negative, gli errori difensivi, l'incapacità di chiudere il match quando si può. Toscano lo sa e spinge i suoi verso il prossimo ostacolo che si chiama Ascoli. I playoff sono fatti di opportunità, di dettagli, di particolari, però dal punto di vista mentale la squadra ha risposto bene, è andata in vantaggio, è andata sotto, l'ha ribaltata, voleva a tutti i costi questo passaggio del turno. Nella girandola di emozioni che si susseguono e che comprendono l'affetto di 20.000 cuori rossazzurri appassionati allo stadio, c'è tutto. Donnarumma che segna subito, il Lecco che non molla e approfitta degli errori etnei e del VAR che cambia approccio e decisioni rispetto all'FVS. 1-2 e tutto da rifare dopo le reti di Urso e Sipos. Il gol decisivo è l'autorete di Marrone che consente agli etnei di chiudere il primo tempo rimettendosi in tasca il passaggio del turno. Il più bello è quello di Gherardi che sigilla il 3-2 con un'azione che resta nella memoria, che fa dire a tutti mamma mia cosa ha fatto. È lui il simbolo di questo Catania che si spaventa per il gol di Duca ma poi esulta al fischio finale. Ora c'è l'Ascoli domenica nelle Marche e poi mercoledì al Massimino, sfida storica, la corsa continua. Il Palermo vince 2-0 ma non basta, rosanero fuori dai play-off e sfuma il sogno della Serie A. Marco Gullà. 2 gol, tanto cuore, ma in finale play-off va il Catanzaro. Il Palermo vince 2-0 al Barbera contro i calabresi, ma in virtù del 3-0 dell'andata a passare è la squadra di Aquilani. Un peccato, il Palermo avrebbe anche meritato il 3-0 per le diverse occasioni create, ma a pesare sulla qualificazione c'è sicuramente la gara del Ceravolo che la formazione di Inzaghi ha totalmente sbagliato. E dire che il match per i siciliani si era messo benissimo dopo il tributo dello stadio alla piccola Alessia La Rosa, poi Ampalo porta subito in vantaggio il Palermo con questo colpo di testa sotto porta e tripudio al Barbera. Non c'è un attimo di tregua, i primi 20 minuti sono di fuoco, il Palermo attacca ma rischia anche di subire le ripartenze dei calabresi. Gli ardori del Palermo si placano e il Barbera deve accontentarsi dell'1-0 a riposo. La ripresa parte subito a 1000, Palumbo si gira in area di rigore, palla sul palo, Ranocchia al 52esimo carica una sventola col mancino e trova la strepitosa risposta di Pigliacelli, poi Jonsen in area, ancora il portiere del Catanzaro salva. Finale convulso, Palumbo in acrobazia manda fuori, poi Di Francesco e Pittarello si mangiano il pari davanti a Joronen. Il Palermo ringrazia e stampa il 2-0 all'89esimo con Rui Modesto che infila al volo sul lancio perfetto di Ranocchia. C'è però solo tempo per 2 espulsi, Pierozzi e Palumbo, e la rissa finale al triplice fischio. Rissa anche a fine primo tempo con il figlio del direttore sportivo del Catanzaro, Ciro Polito, che ha aggredito alcuni tifosi in tribuna autorità.
Prima di chiudere una notizia, la spiaggia di sabbia nera di Vulcano, tra le più famose delle Eolie, patrimonio UNESCO, rischia di scomparire. In un anno il mare si è alzato di 15 centimetri, cancellando in alcuni punti fino a 4 metri di spiaggia. Questa la denuncia del Comitato Amici delle Sabbie Nere, che ha lanciato una petizione per salvare appunto la costa. È tutto per questa edizione, mi fermo qui, grazie per l'attenzione e buona serata.